In quel di Bardolino, lago di Garda, una delle perle di questo straordinario territorio che ha anche un grande entroterra. Ecco, come vedete c'è anche un trenino che intanto sta passando, una delle tante attrazioni verso una zona famosa nel mondo per il suo Bardolino DOC, che significa quel vino rosso da tutti amato e centellinato dai bardolinesi che lo stanno divulgando nel mondo. Ma con il sindaco che vi presento, che è Lauro Sabaini, benvenuto in questo nostro appuntamento, signor sindaco. Benvenuto a lei a Bardolino, davvero. Noi abbiamo intenzione di entrare nel merito del cammino del Bardolino, che già dice di per sé che parliamo di un tracciato che ha Bardolino al suo centro, ma che avanza verso altre mete. Quali soprattutto? E che cos'è il cammino del Bardolino? Il cammino del Bardolino nasce dall'unione di più comuni, quindi una sinergia tra il comune di Bardolino, il comune di Garda, Costermano, Affi, Rivoli e Cavaillon Veronese. E il cammino del Bardolino nasce appunto intorno al vino, quindi il vino Bardolino, che è un vino color rosso rubino, che permette in questo cammino di girare il nostro territorio a piedi, in bicicletta, e quindi non solo lago ma anche entroterra, e poter toccare nelle varie tappe le cantine che danno questo nettare rosso rubino. E quindi queste cantine, all'interno delle cantine uno può fare un punto di sosta, un momento di ristoro, assaggiare in mezzo alla natura questo vino, e nello stesso tempo durante il cammino può passare dai vigneti, dal verde che comunque pervade le nostre colline. L'intervento del fondo GAL Baldo Lessinia, in che cosa è consistito, signor sindaco? È stato fondamentale perché ha fatto da collante per i vari comuni, quindi il fatto di avere un contributo economico e una parte comunque messa dai comuni ha aiutato a portare in fondo un cammino che, come diceva prima, è fatto di percorsi e di sentieri, ma è fatto anche di spese, perché comunque tutti questi cartelli hanno un costo, e quindi dietro c'è la parte economica che, grazie all'aiuto del GAL Baldo Lessinia, è riuscita a completare un percorso di 100 km non indifferente. L'ultima considerazione, prima di salutare il sindaco Lauro Sabaini, è riferita proprio a voi amministratori. Questo momento sta a significare che finalmente sul lago di Garda c'è anche l'unione dei comuni, no? C'è un coordinamento. Certo, devo dire che la sinergia tra comuni del lago, tra comuni dell'entroterra, in ogni situazione è fondamentale, perché è quella che permette oggi di raggiungere degli obiettivi che da soli non si raggiungerebbero, e questo è veramente un caso eclatante dove, riunendo 6 comuni, arriviamo a mettere insieme un cammino di 100 km che se no un comune da solo non avrebbe potuto farlo, e quindi in questo senso riuniamo insieme le aziende agricole non solo di Bardolino ma del Bardolino, quindi della zona del Bardolino DOC, di più comuni e quindi più sindaci che insieme e sinergicamente arrivano a un obiettivo ambizioso. E questa, signor sindaco, se lo permette, da vecchio giornalista, è un'altra bella conquista, quindi complimenti anche per questo. Con noi è stato il sindaco del comune di Bardolino, Lauro Sabaini, che ringraziamo. Grazie a voi davvero.